e Corrado Callegari del Partito dei Veneti. Buonasera. Prima il Veneto, scusi, ho buonasera, sbagliato. direttore, Prima buonasera a tutti i telespettatori, grazie. Corrado Callegari, che sì, ex parlamentare, fa parte di Primavera. Trump e la politica americana dalla sua vittoria è da capire come mai lui sia stato eletto dagli americani con un grande, con un grande suffragio. Il problema è che l'America negli ultimi anni sta attraversando una crisi economica non indifferente. Hanno un debito pubblico altissimo perché ha 38 mila milioni di dollari di debito pubblico, con degli interessi che sono schizzati a circa 1.200 milioni di dollari. Lui ha vinto le elezioni perché con il sovranismo ha detto sì, facciamo grande l'America, basta mantenere il resto del mondo, quindi già dalle prime avvisaglie si poteva capire questo. Infatti io sono anche rimasto sorpreso che i leader italiani, Salvini e la Meloni, siano subito impazziti ad applaudire Trump senza cercare di capire dove avrebbe voluto andare. E lo si è visto subito dopo. Ha iniziato con i dazi, ha iniziato con il fatto di volersi andare a prendere alcune terre che potevano dargli materie prime, vediamo la Groenlandia, ma è andato anche in Ucraina per vedere di poter acquisire le terre rare. Ha preso il Venezuela perché il Venezuela aveva nazionalizzato tutto il petrolio portandolo via alle sorelle americane che gestivano il petrolio, e dopo è successo il fatto aggiuntivo di Israele, probabilmente forse generato dal fatto che potevano ricattarlo o non ricattarlo, e chissà che tipo di promesse e di illusioni gli ha fatto Netanyahu, anche perché ricordiamoci che il tentativo che ha fatto Israele con l'Iran l'avevano già proposto ai precedenti presidenti americani, ma nessuno aveva accettato. Trump ha accettato, chissà per quale motivo, ricattato pure perché pensava, era ormai già partito via con l'embolo, e pensava di fare chissà che affare col petrolio iraniano, ed è successo quello che è successo. Ricordiamoci comunque che anche la gestione Biden finale è stata determinante per il debito americano, perché con tutto quel finanziamento scriteriato che si ricorda, miliardi e miliardi di armamenti all'Ucraina, quando Trump è arrivato si è trovato una situazione disastrosa. Poi adesso probabilmente è finito anche in un cul-de-sac con questa guerra, ed è per questo che sta impazzendo. Lui pensava chissà cosa, forse pensava chissà cosa, perché dobbiamo vedere se era già fuori fase prima dell'inizio della guerra con l'Iran, e adesso non riesce più a venirne fuori perché ha creato un casino inimmaginabile. I leader europei si sono tutti sfilati, compresa anche finalmente la Meloni, che ha capito che su Trump c'era qualcosa che non quadrava, però purtroppo ormai è troppo tardi. Poi per quanto riguarda la situazione dell'Unione Europea, ormai è evidente a tutti che gli statisti europei e l'Europa stessa ha un valore bassissimo. Abbiamo gli statisti. Non abbiamo più gli statisti, non ci sono più gli statisti di una volta. E questa corsa, la Germania e la Francia non riescono più a essere il traino dell'Europa, l'Inghilterra si è sfilata, e in questo momento qua c'è una situazione di anarchia. Chi sta godendo per me è la Russia con Putin e soprattutto la Cina, perché la Cina sta facendo affari con tutti, non fa guerre con nessuno. L'unica roba che gli interesserebbe, ma non è per una questione economica ma per una questione di principio, è l'isola di Taiwan, perché ancora risale ai tempi della rivoluzione cinese. La sentono loro. C'è tutta una questione storica, insomma, per cui loro vorrebbero prendere Taiwan, ma economicamente non è che ne avrebbero bisogno. È da sperare adesso di arrivare alle elezioni lo tenga in una mano. Le elezioni di midterm, perché quello
è l'unica possibilità che l'America ha di sfilarsi da Trump, perché possono, eleggendo una maggioranza di parlamentari repubblicani e democratici che siano contro Trump, lo possono sfiduciare, ma soprattutto possono fare un impeachment, perché è questo di cui Trump qualche mese fa aveva annunciato il timore. Grazie Corrado Calegari. Ma Calegari, quando purtroppo tocca ripetere chercher la femme, no? Non come fame, Diciamo che se questi ministri Isemone, il problema è loro, perché di fatto io sono stato giù a Roma 5 anni e ovviamente di queste situazioni qua in giro di gente che va a bussare a tutte le porte se ne vedono tantissimo. Esatto. Bisogna avere un po' di intelligenza e capacità per mantenere le distanze. Chi non mantiene le distanze per me non merita neanche di fare il ministro, perché può un ministro degli interni venire fuori da questa storia e anche quello della cultura con quelle cose qua. Quindi per me fa ridere. E se io fossi la Meloni li prenderei e li butterei giù dalle scale, perché non si può, diciamo, far venire fuori queste situazioni qua che ha l'immagine poi della gente che viene da ridere. Volevo solamente fare una precisazione, se mi permette, direttore, su 2 o 3 punti, però li faccio brevi. Per quanto riguarda lo shock energetico, che era il titolo precedente, a mio avviso l'Italia a questo punto, visto che è l'America che si sta creando questo problema e visto che con la Russia è sempre stata l'America che ci ha creato questo problema qua, io romperei immediatamente l'accordo che c'è stato di dire embargo con la Russia e questa cosa qua, e andrei immediatamente a fare rifornimento di petrolio, gas, fonti energetiche che ci servono, andrei direttamente alla Russia, perché a questo momento qua... Mai. Come? Finché c'è questa commissione in Europa non succederà mai. Vabbè, l'Italia deve avere la capacità, dovrebbe avere la capacità, se un governante ha le palle in una situazione di emergenza deve prendere una posizione. Per quanto riguarda il discorso delle energie rinnovabili, che io ho avuto modo di seguire quando ero amministratore a Veneto Agricoltura, però solo per il settore agricolo, agli inizi degli anni 2000 l'Europa, la malevolata Europa, aveva comunque fatto un piano di sostituzione delle energie fossili con energie da fonti rinnovabili, dando delle quote di fotovoltaico, eolico, agricolo. Ovviamente il nostro paesello non ha rispettato niente di queste direttive che sono state date, mentre ci sono dei paesi nordici tipo Svezia, tipo Norvegia, anche per le loro condizioni diciamo geografiche, perché insomma hanno tanto legname, hanno tante cose, loro hanno fatto dei piani per rendersi autonomi nel 2050 dalle energie fossili, perché prima qualcuno ha citato la Norvegia e il petrolio. Sì, loro hanno scoperto il petrolio, ma il petrolio lo vendono loro, il loro paese lo stanno impostando sulle energie rinnovabili. Basta andare a visitarli e ti accorgi di questo. Io ero andato a visitare poi addirittura una città svedese vicino a Malmö, dove praticamente tutto il riscaldamento e tutta l'energia per mandare avanti gli autobus, le auto, robe del genere, venivano prodotte da energie rinnovabili. L'ultima puntualizzazione, prima sulla regione, mi fa piacere che questi opposti pensieri si siano uniti di fronte al fatto di fare il decreto, quello sull'economia della regione. Però mi piacerebbe che lo facessero anche a Roma, perché prima Fabris ha citato un dato, no, che lo sanno tutti: noi abbiamo un residuo fiscale altissimo, cioè paghiamo una gabella a Roma di 15 miliardi di euro, 14, 13, 12, che non ci torna indietro. Allora, invece di andare a gestire i rimasugli che ci arrivano, bisognerebbe che questi signori della sinistra, della destra, del centro andassero a Roma a bussare all'ufficio della Meloni e dire: da domani noi del nostro residuo fiscale vogliamo
1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, non quell'autonomia farlocca che se 4 anni che aspettiamo che arriva e non arriverà mai, e se arriverà comunque non va a gestire il residuo fiscale ma va a gestire le risorse correnti. E quindi bisognerebbe che tutti quei baci e abbracci tra Stefani e Manildo li facessero giù a Roma. Chiuso, basta. Citi la Costituzione, dovresti sapere che nel nostro paese esiste una legislazione che dice che chi vuole esercitare il culto deve sottoscrivere un accordo con lo Stato italiano. Siccome le comunità islamiche non hanno dei referenti unici in tutto il paese perché sono divisi tra di loro, non c'è nessuno che ha sottoscritto l'accordo con lo Stato italiano. Il problema è che tutto questo, la mancanza di una legislazione, comporta che i comuni si trovano a gestire queste situazioni, cioè il fatto che i musulmani di fatto non potrebbero esercitare il culto perché non hanno sottoscritto l'accordo con lo Stato italiano come hanno fatto altre comunità religiose. E purtroppo un comune si trova a concedere spazi per il ritrovo, ma non con la dicitura di luogo di culto, ma quello di centro associazione. Questo può confermarlo, lo penso il sindaco. La Costituzione è un po' più Tu citi la Costituzione e ti dico che c'è una legislazione italiana che prevede che per l'esercizio del diritto di culto tu devi sottoscrivere un accordo con lo Stato italiano. Questo accordo la religione musulmana non lo ha sottoscritto perché non c'è nessuno di loro che ha la possibilità di firmare. Questo è il problema principe che c'è nel nostro paese. Perché questa materia qua la conosco benissimo. Allora, un problema è l'ex parlamentare Corrado Callegari di Prima il Veneto. Grazie direttore. Grazie Buona Mosca Pasqua a tutti. Callegari. In regia.